Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il ciclone giudiziario che si è abbattuto sulla Calabria destabilizza il sistema politico istituzionale. Oliverio ieri dal GIP si è difeso respingendo le accuse, mentre il procuratore Gratteri ha sottolineato: non siamo noi ad infangare la Calabria. Un giovane di Crosia nel Cosentino sarebbe stato sequestrato e malmenato da due fratelli che sono stati fermati dai carabinieri. Determinanti per le indagini il racconto di due testimoni e le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Cauto ottimismo fra i sindacati dopo le rassicurazioni avute ieri a Roma. C'è la copertura finanziaria per la proroga dei contratti degli LSU-LPU. Si attende adesso che gli impegni assunti per la stabilizzazione dei precari calabresi vengano mantenuti. Stagnazione preoccupante e pericolosa per il settore delle costruzioni. A lanciare l'allarme il presidente di ANCE Cosenza, chiesta l'apertura di un tavolo di crisi per il settore. A Gioia Tauro il 70% dei cittadini non paga i tributi dovuti al comune, la denuncia del commissario Repucci. Comune di Cosenza presenta il Bruzio, la nuova moneta che sostituisce il tradizionale buono spesa destinato alle famiglie in condizioni di disagio. Vibo è il primo comune calabrese a dotarsi dello sportello telematico polifunzionale. Natale all'insegna della tradizione, a Oppido Mamertina l'iniziativa Babbo Natale con l'asino. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Torniamo ad occuparci in apertura dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Landa desolata, un ciclone giudiziario che destabilizza il sistema politico istituzionale. Oliverio ieri dal GIP si è difeso respingendo le accuse, mentre il procuratore Gratteri ha sottolineato: non siamo noi ad infangare la nostra regione. La settimana prosegue così come era iniziata, con i colpi di scena. Il ciclone che si è abbattuto sulla Calabria ha regalato, si fa per dire, altro materiale interessante. Intanto le parole del procuratore Gratteri, che ha annunciato nuove sorprese che si materializzeranno presto. Poi la difesa di Oliverio, che al GIP ha detto: ho sempre e solo lavorato per la Calabria. Sono fiducioso perché la mia posizione anche in questa vicenda è chiarissima. E non ci possono essere, come dire, nemmeno interpretazioni rispetto, perché è molto molto chiaro. Quando le cose sono chiare, quando c'è la luce del sole non ci sono ombre, e quando non ci sono ombre non c'è niente da interpretare e da valutare. C'è il sole, punto. E poi ancora Gratteri, che ha rispedito al mittente con sdegno l'accusa di remare contro la Calabria. Nessuno meglio di noi calabresi può capire e può sentire quanto amiamo la Calabria, quanto amiamo questo territorio, e noi siamo la prova vivente, concreta, coerente dell'amore che abbiamo per questa terra. Proprio per questo siamo rimasti qui, perché vi ho detto 100 volte che io potevo andare tranquillamente in qualsiasi città d'Italia, tranquilla. Sono rimasto su questo territorio, sono rimasto in Calabria, rinunciando a incarichi molto allettanti per l'amore che ho per questa terra. Sarà quindi un Natale molto complicato per questa terra, martoriata e sempre in bilico, alle prese con 1000 problemi, non ultimo la credibilità della politica, che si scopre sempre più debole e fragile, e con un macigno sulla testa che si chiama etica. Parliamo adesso ancora di cronaca, perché un giovane di Mirto Crosia nel Cosentino sarebbe stato sequestrato e malmenato da due fratelli che sono stati fermati dai carabinieri di Rossano. Determinanti per le indagini il racconto di due testimoni e le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Avrebbero sequestrato e malmenato un giovane 27enne prelevandolo da un bar nel centro di Mirto Crosia nel Cosentino, perché lo ritenevano responsabile di un danneggiamento avvenuto pochi giorni prima all'interno di un cantiere.
Con questa accusa i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Rossano e della stazione di Calopezzati hanno fermato 2 fratelli di 42 e 37 anni, noti alle forze dell'ordine, su disposizione del procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, che coordina le attività investigative unitamente al sostituto Giovanni Tedeschi. I 2 sono stati portati nel carcere di Castrovillari in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Le attività di indagine sull'aggressione sarebbero scaturite grazie alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, oltre che dai filmati degli impianti di videosorveglianza posti nella zona. I 2 a bordo di una vettura avrebbero raggiunto il centro città per poi entrare nel bar, da dove uno dei 2 fratelli sarebbe uscito in compagnia del 27enne. All'esterno dell'attività commerciale i 2 avrebbero iniziato a strattonare per un braccio il malcapitato, costringendolo a salire a bordo della loro vettura. L'auto poi, secondo i filmati raccolti dai carabinieri, si è diretta nella zona di un cantiere edile riconducibile proprio ai 2 fratelli, e lì il giovane sarebbe stato picchiato anche con un bastone. Solo grazie alla sua scaltrezza è riuscita a divincolarsi e a fuggire via nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce, per poi chiedere aiuto ai militari che hanno subito avviato le indagini. Il giovane è stato sottoposto alle cure del caso, prima con l'ausilio di personale del 118 e poi trasportato nel pronto soccorso di Rossano. Torniamo adesso a parlare della vicenda degli ex LSU e LPU calabresi, perché i sindacati esprimono cauto ottimismo dopo le rassicurazioni ottenute proprio ieri a Roma. C'è la copertura finanziaria, 50 milioni per la proroga dei contratti, ma adesso si aspetta che gli impegni assunti per la stabilizzazione dei precari venga mantenuta. Si apre uno spiraglio nell'avvertenza degli ex LSU e delle più, sembrerebbe proprio così. Dopo la manifestazione di ieri a Roma e le rassicurazioni avute dalla Presidente della Commissione Lavoro del Senato, ai 4.500 precari calabresi sono stati confermati gli impegni assunti per la loro stabilizzazione, che attendono da oltre 20 anni. C'è la copertura finanziaria, 50 milioni per la proroga dei contratti fino al 31 ottobre prossimo. I sindacati hanno avuto incontri con esponenti di Lega e 5 Stelle che hanno assicurato la volontà del governo di scongiurare il licenziamento degli ex LSU e delle più che lavorano nei comuni calabresi. Al momento abbiamo avuto una conferma rispetto a questo maxi emendamento che dovrebbe recepire anche alcune questioni che sono state poste nelle scorse settimane. Nonostante fossero stati bocciati i 2 emendamenti dell'opposizione, del PD, ieri pare che la maggioranza abbia ripristinato un impianto normativo all'interno del maxi emendamento per andare ad una soluzione della stabilizzazione. Dopo settimane difficili di tensioni e proteste, per i precari calabresi c'è dunque una buona notizia. La triplice sindacale esprime un cauto ottimismo. Adesso bisognerà avviare il confronto istituzionale per costruire le condizioni per la stabilizzazione dei 4.500 precari della Calabria. Adesso non abbiamo più la spada di Damocle che ci pone nella drammaticità della scadenza del 31 dicembre. Quindi ovviamente stiamo aspettando che venga approvato il provvedimento e quindi, siccome la manovra è in discussione in aula al Senato, speriamo che non ci siano elementi di novità negativi dalla discussione del Senato e dal voto, perché i provvedimenti sono efficaci quando vengono approvati, quindi speriamo che non ci siano state mani che in queste ore hanno messo nuovamente in discussione la questione. Siamo usciti ieri con un moderato ottimismo rispetto agli impegni, adesso dobbiamo vedere che questi impegni siano fatti diventare concreti, e quindi aspettiamo il voto del Senato e quindi aspettiamo il 31/12 e poi cerchiamo di avere subito questo tavolo nazionale, ma al momento possiamo dire di avere un caldo ottimismo. L'apertura di un tavolo di crisi per l'edilizia è quanto chiede l'ANCE di Cosenza. Il presidente Giovan Battista Perciaccante denuncia la situazione è gravissima.
La situazione è grave, i cantieri sono fermi, le imprese rischiano di licenziare e chiudere. Sotto l'albero per i costruttori calabresi c'è un pacco regalo poco gradito ed è la preoccupazione. Chiediamo un tavolo di crisi per l'edilizia a farsi portavoce delle istanze del settore. È il presidente di ANCE Cosenza, Giovan Battista Percacciante. L'attenzione sulla manovra economica presentata a Bruxelles è bocciata dalle imprese edili perché si evince, spiega, uno spostamento di risorse a scapito della spesa in investimenti pubblici a favore della spesa corrente. Tradotto significa tagli, in particolare per il Sud, pari a 850 milioni di euro. Le risorse non sono il solo problema delle aziende, c'è dell'altro, aspetti normativi e procedurali che hanno ingessato le imprese. Non abbiamo purtroppo registrato interventi per semplificare le procedure, sottolinea il presidente di ANCE Cosenza. Nonostante le rassicurazioni da parte del governo, occorre fare in fretta e l'appello. Le imprese sono allo stremo. Oltre la protesta c'è la proposta, un piano cioè di manutenzione e di sviluppo delle infrastrutture. L'anno si chiude senza passi in avanti, come auspicato da un settore completamente bloccato. A Gioia Tauro adesso, dove il 70% dei cittadini non paga i tributi dovuti al comune. La denuncia è del commissario Repucci. Gioia Tauro potrebbe essere definita una città di frontiera, una città di mezzo, dove il diritto ad avere una buona amministrazione oramai è un lontano ricordo. Antonio Repucci, il prefetto che guida la terna tecnica al comune di Gioia Tauro, bacchetta pesantemente la cittadinanza. Secondo gli uffici dell'ente, il 70% della popolazione non paga i tributi dovuti al comune. Il pagamento della tassa dell'acqua e dei rifiuti sono diventati più un'eccezione che la regola e di conseguenza i servizi comunali come la raccolta dei rifiuti sono diventati un lusso. Creiamo la giusta alleanza. Criticare non porta da nessuna parte, è facile criticare, è come sparare sulla Croce Rossa. Il comune è tante defiance, il 70% dei cittadini non pagano l'acqua e i rifiuti, ecco, non è una cosa bella sicuramente. Reclamare i diritti, e lo capisco, è giusto, però accanto ai diritti parallelamente metterei i doveri e mi sembra che troppi se ne dimenticano dei doveri, soprattutto quelli l'assolvimento degli obblighi tributari. Io dico poi che pure io mi potrei lamentare dei cittadini, perché se la città è sporca vuol dire che c'è una fetta minoritaria di cittadini che si comportano un po' da barbari, da unni, che così offendono il territorio con comportamenti non improntati, non informati a senso civico. Ecco, mi piacerebbe che aumentasse la difesa immunitaria, gli anticorpi. E parliamo adesso di una notizia dove la dea bendata bacia rende. In queste ore con un gratta e vinci sono stati portati a casa ben $500.000. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Fuga di notizie dal Tribunale di Palmi. Ai domiciliari finiscono una funzionaria e il marito avvocato. Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica Ottavio Sperlazza e dal sostituto procuratore Daniele Scarpino, espletate anche tramite attività tecnica, avrebbero fatto emergere ad opera dei due coniugi diversi episodi di rivelazione di notizie riservate. I carabinieri della compagnia di Taurenova hanno accertato che la funzionaria di cancelleria, in virtù del suo ruolo, aveva la disponibilità dei fascicoli delle intercettazioni, informando illegalmente il marito dell'attività tecnica di tipo ambientale in corso a carico di un suo assistito, che l'avvocato avrebbe poi informato. Scontro tra un'auto articolata e un furgoncino sulla statale 107 Silana Crotonese nei pressi di Camigliatello Silano, nel territorio di Spezzano della Sila. Il conducente del furgone che trasportava medicinali è rimasto ferito. L'ambulanza, intervenuta sul posto a causa del manto ghiacciato, ha urtato contro il camion. Il tamponamento ha reso impossibile il trasporto del ferito, che ha dovuto attendere l'arrivo di un'altra ambulanza. Maxi sequestro di botti nel Cosentino. La Guardia di Finanza di Rossano ha rinvenuto all'interno di un magazzino nel comune di Terravecchia 346 kg di materiale pirotecnico abusivamente detenuto e denunciato alla competente autorità giudiziaria un ottantenne.
furto aggravato di alberi di alto fusto e distruzione e deturpamento di bellezza naturale. Sono i reati contestati a 5 persone dai carabinieri forestali di Cosenza che sono state denunciate. I militari stavano ispezionando il corso del torrente Settimo nel comune di Rende al confine con il territorio di Montaltofugo quando si sono accorti che erano sparite numerose piante che fanno parte dell'ecosistema fluviale. Gli investigatori sono riusciti a risalire ai presunti autori. Si tratta di 3 operai che sono dei dipendenti di una ditta boschiva, l'amministratore della stessa azienda e il proprietario dell'area di accesso al torrente. Sequestrati anche un trattore e 2 motoseghe utilizzate per tagliare le piante. E si è concluso con 6 condanne e 2 assoluzioni il processo celebrato in primo grado per violenza di gruppo ai danni di una ragazzina di Melito Portosalvo che all'epoca dei fatti aveva soltanto 13 anni. Nel settembre del 2016 i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria svelarono gli abusi ai danni di questa ragazzina. Il PM Francesco Ponzetta aveva invocato pene per 80 anni di reclusione. Cambiamo argomento, si chiama il Bruzio ed è la nuova moneta coniata dal comune di Cosenza per sostituire il tradizionale buono spesa destinato alle famiglie che vivono in condizioni di disagio. Si chiama il Bruzio ed è una moneta d'argento del valore di 20 euro coniata dal comune di Cosenza e che verrà consegnata al posto dei tradizionali buoni spesa a famiglie economicamente svantaggiate. È una iniziativa che è rivolta alle persone svantaggiate, per cui abbiamo immaginato di sostituire i buoni cartacei con una moneta d'argento che sarà distribuita e che poi dovrà ritornare al comune di Cosenza. Questa iniziativa si sta rivelando molto positiva e le persone sono interessate ad avere anche delle monete, molti cittadini ce le stanno richiedendo, noi presumiamo che non ritorneranno queste monete tutte al comune, quindi questo ci consentirà di finanziare ulteriori iniziative in ambito sociale. È un modo di fare attività promozionale e di marketing sulla città, ma nello stesso tempo è un modo anche di finanziare attività nel sociale. L'iniziativa rappresenta un esempio di quel welfare distributivo e creativo tanto caro all'amministrazione comunale. Con questa iniziativa abbiamo voluto coniugare il welfare, la cultura, essendo l'anno federiciano, abbiamo voluto coniugare anche con questa iniziativa l'economia, perché in effetti aumenteremo la massa monetaria circolante nel comune di Cosenza, non di una grande somma, ecco, parliamo di 100.000 euro, però è un segnale che diamo all'attività economica del comune e consentitemi anche un segnale di filosofia del valore, perché andiamo ad affermare un principio che il valore alla moneta lo dà il cittadino e sicuramente non chi le emette. Ad ogni famiglia saranno assegnate 4 monete che potranno essere spese negli esercizi commerciali della città che hanno aderito all'iniziativa. E Vibo è il primo comune calabrese a dotarsi dello sportello telematico polifunzionale. Vibo Valentia diventa un comune modello nel campo della digitalizzazione della pubblica amministrazione con l'apertura del nuovo sportello telematico polifunzionale. E così Vibo Valentia è il primo comune calabrese ad adottare questo innovativo strumento che permette a tutti i cittadini e a tutti i professionisti di spedire pratiche in comune comodamente da casa e dal proprio computer. L'apertura ufficiale dello sportello telematico polifunzionale è avvenuta attraverso un incontro durante il quale ne è stato spiegato il funzionamento. Il portale è attivo 24 ore su 24 e racchiude tantissimi settori dell'attività comunale: tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro. È una maniera per avvicinare il cittadino attraverso la tecnologia. La nostra visione d'insieme nella programmazione è stata porre al centro il cittadino, ma in particolare il cittadino digitale. Quindi avvicinarci ancora di più al cittadino, migliorando quello che è il servizio che la pubblica amministrazione e che l'ente deve offrire. Polifunzionale perché i servizi che una pubblica amministrazione eroga sono davvero molteplici, vanno dall'anagrafe ai tributi, alla edilizia, allo sportello unico delle attività produttive, e quindi la platea dei cittadini che hanno bisogno di ricorrere a questi servizi è veramente amplissima. Il sistema è integrato anche con un sistema informativo geografico che consente poi all'amministrazione di verificare dove
le istanze che le vengono presentate vanno ad attuarsi, quindi capire che cosa succede nel proprio territorio a motivo delle pratiche edilizie che entrano, delle pratiche di attività produttive e avendo quindi la capacità di individuare quali sono le evoluzioni che si deve aspettare sul proprio territorio. Adesso parliamo del Natale diverso di famiglie, bambini e genitori che restano in ospedale. A Cosenza c'è da anni un'associazione, la Gianmarco De Maria, che si prende cura proprio di quella che definisce i malati invisibili, le mamme e i papà che per mesi restano accanto ai figli ricoverati, ospitandoli proprio nella casa di Giusi. Noi oggi l'abbiamo visitata, per noi c'era Rosalba Baldino. Noi siamo esattamente nella casa di Giusi, che è la casa che ha voluto fortemente l'associazione Gianmarco De Maria. C'è un albero di Natale, sotto l'albero di Natale ci sono tanti regali, non so se Massimo Fino riesce a farli vedere, ci sono proprio dei sacchi pronti. Domani questi doni, questi giocattoli per lo più saranno donati e consegnati a tutti i bimbi ricoverati nel reparto materno infantile dell'Annunziata, ma è solo una delle iniziative. Natale è speranza, Natale è sorriso, ed è quello che vuole fare l'associazione Gianmarco De Maria, a partire dal luogo dove ci troviamo, la casa dove alloggiano, dove sono ospitati i genitori che appunto fanno la spola tra l'ospedale e questa casa. I bimbi sono ricoverati all'Annunziata, loro riescono qui a trovare un punto di riferimento e per tanti si tratta di un soggiorno di mesi. Franco De Maria ha voluto fortemente insieme a sua moglie questa associazione. La loro è un'associazione storica nata ben 17 anni fa. Allora, oggi quante famiglie sono ospitate in questa casa? Attualmente sono 5 le famiglie che abbiamo accolto. Questa, come giustamente detto, è una casa che è a disposizione proprio dei genitori dei bambini ricoverati in ospedale. Questo è il requisito essenziale. A 2 passi dall'ospedale, noi dalle finestre qui possiamo vedere le sue mura, ma nasce fondamentalmente in risposta ad un'esigenza che abbiamo vissuto anni fa anche sulla nostra pelle, lontani da casa per una malattia di un bambino, del nostro bambino, quindi sappiamo che cosa significa vivere questi disagi. E poi proprio sotto questo periodo di festa, questo disagio si avverte ancora di più, e allora noi sappiamo che cosa significa per i papà e per le mamme trovarsi lontano da casa, lontano dai propri affetti, dal proprio ambiente familiare. E sono i cosiddetti pazienti invisibili, questi di cui nessuno si occupa, e di cui qualcuno comincia ad occuparsi, ma perché lo ha vissuto sulla propria pelle, questa esperienza, magari questo dramma. E allora questa casa nasce proprio per dare questa risposta. Hai un bambino che per un qualsiasi motivo si trovi in ospedale, qui trovi calore, qui trovi accoglienza, qui trovi un abbraccio, qui trovi delle persone che ti danno retta, con cui puoi parlare, ti offrono anche una spalla su cui piangere o su cui poterti poggiare. Qui trovi veramente un ambiente che non è l'ambiente familiare, ma è un ambiente accogliente, caloroso, che cerca di dare risposta e di alleviare questo periodo di sofferenza. Noi le vogliamo vedere le stanze, perché è giusto entrare e avere anche contezza di quello che succede, perché ribadisco, questa è un'associazione che lavora da tempo e che ha dato risposta a tante persone. Insieme a noi c'è anche una delle mamme che probabilmente passerà qui il Natale, perché la bimba è appunto ricoverata all'Annunziata di Cosenza. Rossella Gallo, allora da quanto tempo intanto sei qui? Allora, siamo qui con mio marito da un paio di settimane. La nostra bambina è nata prematura, Chiara, e in neonatologia adesso si trova ricoverata, e sapere di questo punto di riferimento, di questa associazione, per noi è stato veramente importante. È stato, come dire, un momento di gioia in questo momento di confusione che avevamo, perché io ero stata ricoverata, all'improvviso mi hanno dato poi le dimissioni, non perché stavo meglio, ma perché comunque ad un certo punto ti dimettono.
mettono. Io però volevo stare con la mia bambina, soltanto che non c'era altro modo. Allora uno cerca, si informa, alla fine è arrivata questa bellissima notizia della casa di Giusi e dell'associazione Gianmarco De Maria. Qui abbiamo trovato calore umano soprattutto, a parte un tetto sulla testa. Quello magari uno lo trova facilmente perché poi uno si dà da fare e lo trova, però qui abbiamo trovato qualcos'altro, a parte la comodità, quella ad occhi, come dire, ad occhi di tutti, siamo vicini all'ospedale, possiamo andare quando vogliamo, ma anche perché soprattutto abbiamo le persone che ci stanno vicino, quindi qualsiasi necessità, dalle cose più semplici anche ad un sorriso che uno ha in questo momento che per noi è un po' particolare perché siamo sospesi, come diceva prima Franco, siamo dei pazienti un po' particolari perché non abbiamo lì la possibilità di rimanere la sera, quindi noi vaghiamo in questo ospedale, a volte ci vedono, ma sì, ma voi siete i genitori, quindi siamo un po', come dire, itineranti in questo ospedale, però vogliamo fare di tutto per stare vicino ai nostri figli. Come me ci sono tanti altri che vivono questa esperienza non è semplice, quindi grazie veramente all'Associazione De Maria perché è stata attenta ad un problema delicato che non sempre, come dire, è facile, non è che va sui rotocalchi ci vanno magari le storie più tragiche, invece queste sono quelle di ordinaria quotidianità e dove c'è bisogno di sensibilità. Quindi risposte concrete, facciamo vedere le stanze, Massimo, questa è una delle stanze, Franco, in cui si trova ospitalità, vedete ogni stanza mi pare sia dotata anche di bagno oltre che del letto, quindi sono stanze molto comode. E la cosa che mi piace sottolineare è che questa permanenza, soprattutto per i genitori di bimbi che sono ricoverati in oncoematologia, è gratuita, è un servizio gratuito che voi date? Sì, per l'oncoematologia pediatrica ovviamente è gratuito perché la casa nasce proprio per dare questo genere di servizio. Per il Dipartimento materno-infantile si chiede un'offerta per quello che si può, ma così come anche per gli altri reparti. Noi qui abbiamo da sostenere una struttura importante, non ci scandalizziamo di dire che siamo ovviamente le offerte e le donazioni che arrivano sono ben gradite. Certo, e di questo riparliamo anche perché dovevo parlare di un progetto a cui tenete molto. Questa casa e comunque l'associazione, i servizi non esisterebbero senza i volontari. Rosa, che funzioni avete molto velocemente? Allora, i volontari portano avanti questa casa, si occupano soprattutto di sostenere il nostro ospite. Ecco, è importantissimo rendersi disponibile, ascoltare, dare un abbraccio, anche stare in silenzio quando è necessario. E il volontario è presente dal primo momento, accoglie l'ospite, spiega con delicatezza le regole, cioè fa conoscere questa casa ed è sempre presente, ecco. Quindi un volontario consapevole, un volontario informato. Un progetto, domani c'è questo spettacolo, il progetto si chiama Come a casa con mamma e papà. Noi partiamo da questo presupposto, cioè ogni bambino ha diritto ad avere le migliori cure possibili, il più possibile vicino a casa ed avere accanto i genitori. In cosa consiste il progetto? Perché abbiamo un po'. Il progetto è quello della riqualificazione dell'intera area pediatrica dell'ospedale di Cosenza. Fra qualche mese non ci saranno più reparti separati, chirurgia pediatrica, pediatria, ma ci sarà un'unica area pediatrica di intensità di cura con tutte le tecnologie. Domani uno spettacolo per sostenere questa iniziativa? Domani ci sarà uno spettacolo al Teatro Rendana alle 20:30, proprio si chiama come regalo di Natale, come a casa con mamma e papà. Ci saranno tanti artisti, sarà una bella serata, 2 ore di divertimento, se veniste ci farebbe molto piacere. Insomma, sosteniamo questo progetto. Natale all'insegna delle tradizioni ad Oppido Mamertina, l'iniziativa Babbo Natale con l'asino.
Il clima natalizio è sempre più presente. A Oppido Mamertina l'associazione Oppido Racing ha organizzato Babbo Natale con l'asino in dialetto Cusceccu, arricchito dall'immancabile zeppolata e dal vino locale. Le massaie del posto ne hanno sfornate a centinaia. Animatore dell'evento il vice sindaco della città Vincenzo Barca. Abbiamo fatto questo parallelismo tra i mezzi di locomozione di un tempo, qual era Cusceccu, il cosiddetto cecco, rispetto alle macchine moderne, e nell'occasione è stato anche motivo di festeggiare anticipatamente il Natale con le zeppole, il vino, la musica caratteristica di Natale e con tutto quello che di buono si è riuscito a organizzare. È stato bellissimo l'arrivo di Babbo Natale, che è arrivato ad offrire ai piccoli e ai bimbi i dolciumi, le caramelle e quant'altro, e quindi è stato un momento conviviale che in un certo qual modo ha coinvolto tutta la cittadinanza, e di questo nella qualità di vice sindaco ne vado fiero. Adesso parliamo di calcio con la Serie B in campo domenica prima della sosta natalizia, 2 trasferte per le calabresi. Il Cosenza giocherà a Venezia mentre il Crotone sarà di scena a Benevento. E l'idolo della tifoseria rossoblù, e da un po' di settimane mister Braglia ha deciso di impiegarlo non solo in qualche scampolo di gara facendolo entrare dalla panchina, ma schierandolo negli 11 titolari. Alain Baclé, dopo la promozione, si dice felice di aver scelto Cosenza, ed il Cosenza, e dopo le esperienze passate, è tornato in B proprio con i colori rossoblù. Io comunque mi sono affezionato molto a questa città, quindi ho fatto di tutto per rimanere, perché comunque l'anno scorso avevamo vissuto un campionato straordinario. È vero, avevo fatto la B con diverse squadre, però magari la testa era diversa. Adesso l'ho preso proprio una cosa personale a cuore e ho voluto proprio passaggiare la B con il Cosenza, e quindi mi sto dando il massimo veramente per raggiungere questo obiettivo di tutti, salvarci e di rimanere anche qui a Cosenza fino a quando posso, al massimo. Domani la partenza per Venezia, dove i lupi affronteranno domenica la formazione isolana prima di chiudere il 2018 con la Salernitana in casa. Il pareggio casalingo con il Benevento ha comunque dato fiducia ad un gruppo che ha perso un po' di punti per strada. E noi stiamo provando al massimo, al meglio, perché comunque è una squadra tosta, perché è una squadra che prende pochi gol. Sta lì dietro che fa delle grandi ripartenze. Il mister sta facendo provare tanto sul loro modulo, vediamo un po'. Però sappiamo che è una partita veramente difficile, non come altre, e dovremmo andare lì per prendere punti, perché veramente ci servono. Il Crotone affronterà il Benevento in trasferta domenica in notturna. I pitagorici, dopo il pareggio casalingo, sperano di smuovere la classifica per trascorrere un Natale sereno. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Il ritorno di un campo di alta pressione sul Mediterraneo garantirà un fine settimana di tempo stabile, seppur non mancheranno addensamenti nuvolosi sulla fascia tirrenica. Anche le temperature sono destinate a salire oltre le medie del periodo. Ma diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani addensamenti nuvolosi sulla fascia tirrenica, altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari mossi eccetto lo Ionio Crotonese, che risulterà calmo o poco mosso, essendo sottovento ai venti di ponente che spireranno su tutta la regione. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.